bellezza del corpo andiamo a presentare coloro che si sono occupati della bellezza dei capelli. Un grande applauso a Sand Parrucchieri, accogliamoli tutti, Dispersando Parrucchieri. Andrea ce l'abbiamo già fuori, allora vi parlo intanto finché arrivano un po' di Sand Parrucchieri. Andrea vai pure in centro. Il nostro Sand nasce dall'unione di due compagni di scuola appassionati di un lavoro artigianale, umile nel suo essere ma nello stesso tempo innovativo e creativo. Sabrina ed Andrea sempre pronti a mettersi in discussione. Nel 2007 uniscono i loro saloni di Treviso e di Castelfranco e la loro professionalità per poter dare forza a una filosofia, a uno stile tutto Sand. L'entusiasmo di questo progetto alimenta il loro lavoro quotidiano, supportato anche da tutti i collaboratori Alessia, Silvia, Mary e la stylist Edoardo, vero? Perfetto, presenti a molti eventi locali ma anche a quelli rinomati come la Fashion Week di Milano. Hanno lavorato per Armani, Stella Jane, Twinset e tanti altri ancora. Presenti anche a numerosi servizi fotografici importanti, anche quest'anno hanno aderito all'aggiornamento Fashion Academy di Milano e alla TG Academy. Vi ricordo che sono il primo 100 autorizzato Dégâts Joël della zona. Continuiamo con il ringraziamento di alcuni sponsor. Ringraziamo Zanandrea Tessuti di Pozzoleone, ringraziamo anche Nuova Vimini di Cittadella. Se desiderate anche voi diventare i nostri sponsor, andate sul nostro sito www.misscittamurata.it e fate una richiesta direttamente nella sezione dedicata agli sponsor. Vi aspettiamo! E iniziamo con la prima delle sfilate di moda. Si tratta della Sartoria Christine. Il segreto professionale del successo della titolare Cristina Tosin è legato alle sfilate e numerosi congressi nazionali ed internazionali a cui ha partecipato. Giovanissima inizia a lavorare in una sartoria specializzata in capi di pelle e poi verso gli anni 80 comincia a seguire dei corsi sartoriali. Dopo l'apprendistato in vari atelier si cura delle competenze acquisite. Nel 1987 apre una propria sartoria. Cristina si ritiene una sarta nel senso più profondo del termine, parte dall'alta moda, tiene conto delle tendenze ma le adatta alle esigenze e alla personalità del singolo. Ogni abito è per lei il risultato di un lungo lavoro non solo di taglio e cucito ma anche di conoscenza e rapporto interpersonale. Quello che le interessa in particolare è che ci sia quel tocco in più che delinea l'identità di un abito, la perfezione del taglio, la cura dei particolari e la raffinatezza del fatto a mano. Buona visione con le creazioni della Sartoria Cristina!
sue creazioni. Continuiamo con la prossima sfilata di moda. Ora sfileranno gli abiti da sera di BU di Cittadella. BU racchiude in sé tutto ciò che una donna possa desiderare. BU presenta un caleidoscopio di colori, fiocchi, volant, piume e borchie. BU si trova in via Roma 52 a Cittadella. Ecco la moda BU. Buona visione!
partner della serata, ovvero GS Risarcimento Danni, da 20 anni leader in Italia nel settore risarcimento danni. Le loro aree di intervento sono gli incidenti stradali, gli infortuni sul lavoro, la malsanità, le macrolesioni e i danni da morte. GS si occupa anche di rivalsa del datore di lavoro, danni da amianto, indennizi da pollici non RC, incidenti di caccia, sciagure ferroviarie e risarcimenti internazionali. Tra i casi di cui si sono occupati vi cito il naufragio della Costa Concordia e il disastro ferroviario di Viareggio, da evidenziare che il loro compenso verrà assegnato solo al risarcimento ottenuto. GS Risarcimento Danni ha una sede a Cittadella in via Immacolata numero 1 e vi aspetta per ulteriori delucidazioni. Un grande applauso a GS. L'ultima sfilata di moda sfilerà infatti il marchio storico Liber Blu, che è presente nel mercato dal 1972 con la sua produzione di intimo, collezione mare, donna, uomo e bimbo. La loro specializzazione è la vestibilità. Numerose sono le proposte di costumi da bagno e reggiseni dedicati alle donne con forme generose e grazie a una particolare tecnica di misurazione dei parametri delle taglie unite alla consulenza professionale, Liber Blu è in grado di offrire la soluzione perfetta per esaltare e valorizzare le tue forme. La collezione di lingerie Liber Blu è molto romantica, con un intifudio di pizzi e merletti coordinati da pigiamini, mamma e bimba. Liber Blu vi aspetta per approvare la sua consulenza professionale di vestibilità. Visitate lo spazio intimo che si trova in via Circonvallazione Est, numero 48, qui a Castelfranco Veneto. Ecco a voi le proposte di Liber Blu.
manifestazione, è davvero un piacere avere attività di Castelfranco che credono in noi. Grazie mille Monica, grazie. E continuiamo con la nostra serata, ma prima di proseguire vi ricordo che per partecipare alle prossime selezioni di Miss Città Murata basta iscriversi su www.misscittamurata.it, l'iscrizione è gratuita, non comporta alcun vincolo. Per rimanere sempre aggiornati sul nostro concorso seguite la pagina Facebook Miss Città Murata e il nostro profilo Instagram. Volevo ringraziare i ragazzi che fanno parte del mio staff, li chiamerei qui tutti quanti: Sofia, Ludwin, Francesco, Elena seconda perché abbiamo due che si chiamano Elena, eccoli qua, la nostra Sofia, Elena, Ludwig, l'altra Elena, Francesco. Un grande applauso perché loro sono l'anima di Miss Città Murata. Manca anche la nostra Antonia che purtroppo questa sera aveva un matrimonio. Grazie ragazzi per il vostro lavoro, grazie mille, grazie al mio staff che ogni anno cresce di collaboratori perché Miss Città Murata cresce ogni anno. Grazie ancora ai ragazzi che rendono possibile questa manifestazione. Siamo pronti a conoscere coloro che passeranno alla finale o alla prefinale. Non mi resta altro che chiamare qui tutte le miss in gara per le premiazioni. Vi ricordo che questa sera assegneremo 4 titoli validi per accedere alla finale di Piazza Giorgione, altri 6 per accedere alla semifinale di Cittadella. Signore e signori, accogliamo le nostre miss con la sigla! Bravissime tutte, queste sono le nostre miss che questa sera hanno sfilato, hanno ricevuto per aver partecipato a questa serata tutto il premio offerto da Beauty Store dalla consulente di bellezza Erika Ritter, appunto, per aver partecipato a questa serata. Ricordo alle ragazze che questa sera non dovessero classificarsi che questa è solo la terza selezione del concorso valida per il 2018 e che quindi ci sarà ancora la possibilità di partecipare alla finale per molte di tutte voi, insomma. E iniziamo con la premiazione. Andiamo a conoscere la prima fasciata della serata, ovvero Miss Sand Parrucchieri. Consegna la fascia Edoardo Fior. Eccolo qui il nostro Edoardo. Vince l'accesso alla semifinale di Cittadella la concorrente numero 27, Lisa De Franceschi. Eccola qui Lisa. In centro. Di spalle, però non di spalle, stai o di qua o di là. Eccola, foto di rito per la stampa. Eccola qui la nostra prima prefinalista della serata. Lisa, accomodati pure qua, grazie Edoardo. Continuiamo con la prossima fascia, Miss Zanandrea Tessuti. Consegna la fascia Elena Sorato. Tessuti vincerà un servizio fotografico offerto dal fotografo Nicola Bovo e naturalmente l'accesso alla semifinale di Cittadella. Miss Zanandrea Tessuti è la concorrente numero 18, Marina. Foto di rito per la stampa. E grazie alla nostra Marina, anche lei parteciperà alla semifinale. Andiamo ora a conoscere Miss Geniferro Vlog. Consegna la fascia Sofia Pivato.
ferro blonde e un buono acquisto su Amazon di 50 euro. Vince anche l'accesso alla semifinale di Cittadella, la concorrente numero 15, Rossella Mai. E anche per loro foto di rito. Grazie Sofia. Consegniamo la prossima fascia, Miss Soicarina. Consegna la fascia nuovamente Elena Sorato. Fascia di Miss Soicarina. Vince l'accesso alla semifinale la concorrente numero 12, Francesca Montalto. E foto per i nostri fotografi scatenatissimi questa sera. E continuiamo con la prossima fascia, Miss Rami Assicurazioni Agenziali di Castelfranco. Consegna la fascia Manuela Molletta. Eccola, qui ce l'abbiamo pronta, eccola. Vince l'accesso alla semifinale la concorrente numero 11, Giulia Pentille. Eccola qui la nostra Giulia, anche lei premiata. Foto in centro per la stampa. Grazie alla signora Manuela. E continuiamo con Miss BU. Consegna la fascia a Sofia Pivato nuovamente. Ecco che arriva la fascia, sarà protagonista, la ragazza che vincerà questa fascia sarà protagonista di un servizio fotografico con gli abiti BU effettuato dal fotografo Paolo Stramare. Eccola qui la fascia e naturalmente vincerà l'accesso alla semifinale del concorso. La concorrente numero 23, Valentina Menga. Sarà lei la nostra top model che indosserà i fantastici abiti da sera di PU e sarà fotografata dal fotografo Paolo Stramare. Eccola qui. Foto di rito. E ora entriamo nella zona calda perché le ragazze che chiamerò da adesso in poi accedono direttamente alla finale di Castelfranco Veneto. Andiamo ad assegnare il titolo di Miss Erika Ritter, consulente di bellezza. Consegna la fascia Erika Ritter. Eccola qui Erika. Vince la promozione gratuita sui social e sul sito di settore e inoltre diventerà testimonial per un mese dei prodotti di Erika Ritter. E naturalmente vince l'accesso alla finale di Castelfranco Veneto del 25 di agosto. Miss Erika Ritter, consulente di bellezza, è la concorrente numero 17, Leonora Pimagna. Foto di rito. Sponsor di tutte le tappe di selezione. Proseguiamo con la prossima fascia, Miss Liber Blu. Consegna la fascia Monica Bordignona. Monica, cosa vince la tua Miss? Un buono di 50 euro da spendere appunto nel tuo spazio intimo di Castelfranco. Benissimo. Vince anche un servizio fotografico offerto da Daniele Dallavecchia e naturalmente l'accesso alla finale di Castelfranco Veneto. Miss Liber Blu è la concorrente numero 21, Maddalena Bulanzon. Per i fotografi. E grazie mille Monica.
E continuiamo con la fascia di Miss Sartoria Cristina, consegna la fascia Cristina Tosin. Accogliamo con un grande applauso Cristina. E cosa vince la nostra Miss Sartoria Cristina? Vince un abito offerto dalla Sartoria Cristina, appunto, e chiamiamo la nostra Nicole Codo che indossa appunto l'abito che vincerà la Miss, appunto, che vince questa fascia. E naturalmente vincerà l'accesso alla finale di Castelfranco Veneto. Siamo alla zona podio, la seconda classificata, perché Miss Sartoria Cristina è la concorrente numero 16, Vittoria Sepiero. Eccola qui, fascia per la nostra Miss. Complimenti, foto diritto Cristina, e anche non facciamo vedere anche l'abito. Eccola qui. E anche lei sfilerà in piazza Giorgione a Castelfranco Veneto. Grazie mille Cristina. Siamo arrivati alla zona podio. Prima classificata della serata, Miss Città Murata Terrazza Roma. Chiamo il signor Trino Antonello per la premiazione. Vabbè, siamo arrivati a Miss Terrazza Roma, se non premia lei. Accogliamo un grande applauso il titolare dell'Alberto Roma. Eccolo qua. Sei emozionato. Sì, infatti vedo. Eccoci qua. Prima classificata che vince il premio offerto da GS Risarcimento Danni e vince un buono per una cena per 2 persone offerto qui dall'Albergo Roma. E naturalmente vince l'accesso alla finale di Castelfranco Veneto. Siamo pronti con fascia, corona e premio, perché Miss Città Murata Terrazza Roma è la concorrente numero 19. Titolare per la premiazione. Proprio col nostro titolare. Le facciamo fare, non me ne vogliano i fotografi, ma le facciamo fare anche una passerella, sì, perché lei è la vincitrice della serata, eccola, Katia Novak, Miss Terrazza Roma. Vai Katia! Anche lei sfilerà in piazza Giorgione a Castelfranco Veneto. Io ringrazio la Terrazza Roma di Castelfranco Veneto per aver ospitato questa selezione di Miss Città Murata. Ringrazio nuovamente l'assessore al commercio e alle attività produttive Marica Galante. Ringrazio Filippo Zavarese, ideatore del concorso di bellezza. Ormai mi vengono fuori le parole, non lo controllo più. Ringrazio nuovamente tutti i partner della serata. Rami Assicurazione, agenzia Allianz di Castelfranco, la consulente di bellezza Erika Richter, GS Risarcimento Danni, la Sartoria Cristina, BU, Liverpool, Beauty Store, Soy Carina, San Andrea Tessuti, Nuova Rimini, Paradise Beachwear, Chi sei You che mi ha vestito questa sera, il salone Sand Parrucchieri di Sabrina D'Andrea che ha curato la mia acconciatura e quella di tutte le Miss. Ringrazio Beauty Store per il make-up, ringrazio tutti i giurati, grazie mille per essere stati presenti qui questa sera. Ringrazio Nicole Codo, Miss Città Murata 2017 e tutte le altre Miss ospiti, tutte le Miss che hanno partecipato questa sera. Ci sarà sicuramente la possibilità di partecipare ancora per tante altre di voi a questo concorso. Ricordatevi che è un gioco e bisogna sempre sorridere perché siamo qui per divertirci. Ringrazio il fotografo ufficiale della serata Paolo Stramare, tutti gli altri fotografi Nicola Bovo, Daniele Dalla Vecchia, Mirko Metti, Federico Borzone, Mario Bonetti di Ferro Blog per le riprese. Ringrazio il
Sartori sommerso dalla bellezza qui delle nostre Miss. E naturalmente ringrazio tutti voi, il pubblico della Terrazza Roma di Castelfranco Veneto, che avete assistito a questa serata. Grazie da Eleonora Sorato.